una sera molto importante per noi, purtroppo gli eventi sociali, lo sciopero per intendersi, hanno impedito ad alcuni associati di partecipare, ma vedo una sala sufficientemente piena ed è con orgoglio che l'Accademia di Medicina vi dà il benvenuto. È un benvenuto legato alla comunanza e alla comunanza di intenti e alla capacità di fare cultura all'interno di Torino da parte dell'Accademia delle Scienze, e vi ringrazio il professor Conte, e dell'Accademia dell'Agricoltura, ringrazio il professor Piccarone. Io sono molto lieto di dare l'avvio a questa serata, che sarà un gioco, non prendetelo in modo letterario, sarà un gioco perché le esperienze e le capacità dei relatori svilupperanno argomenti, o meglio aspetti diversi, caleidoscopici di un argomento unico, che è il cibo. Non siamo qui a discutere chi sarà più bravo, ma siamo qui a vedere come un argomento possa essere veramente affrontato in modo differente, completo, esaustivo. Abbiamo scelto il cibo perché il cibo come nutriente è la base della nostra vita, ma il cibo può aprire delle prospettive diversissime e infatti, come vedete, il professor Gianotti ci parlerà di cibo nell'antica Roma, o almeno credo così, rifacendosi al Sapientum e parlandoci di Trimalcione o Trimalchione con aspetti gastronomici e debiti culturali. Tutti noi abbiamo ancora un ricordo di quello che abbiamo letto forse nel liceo, più avanti, il satirico Presume, Ron Arbiter, ma tutti noi ricordano sicuramente il film di Fellini. Ma dopo di questo il cibo è una sfida a fronte di un continente, di un pianeta che si sta sempre più popolando. A fine del mese scorso abbiamo avuto una importante riunione e i colleghi ci dissero che fino all'800 molto probabilmente non si arrivava ad 1 miliardo di abitanti su questa terra. Oggigiorno sfioriamo i 7 miliardi e mezzo e quindi il professor Mantelli ci dirà come affrontare questa sfida per evitare il grande problema della fame. Ma poi il cibo è divertimento, il cibo è gioia, il cibo è riuscire a sfiorare tutti i nostri sensi, la vista, l'olfatto, il gusto, anche l'udito, sarà strano ma anche l'udito, e il tatto. Ma il cibo può essere anche fonte di malattie. Ora, noi sappiamo, provenendo da una nazione che ha avuto per lunghi tempi problemi carenziali di cibo, come ci sia stato in Piemonte, come ci sia stato in Italia settentrionale il problema della pendagra, un cibo monocorde basato in molti casi solamente sulla polenta. Ma sappiamo come i problemi carenziali possono per contro lasciare spazio sull'altro verso, sull'altro lato, ad un difetto, ad un eccesso di cibo e quindi l'obesità, le malattie del metabolismo. Io come oncologo, e qui ringrazio ufficialmente 2 persone, il professor Pira che ha fatto da intermediario e il professor Lavecchia che ho veramente diventato del cuore. Il professor Lavecchia è il più grande impact factor, possessore, produttore di impact factor nella Italia scientifica dell'oncologia, professore di epidemiologia, professore che ha lasciato e lascia tuttora un'impronta fondamentale per le sue ricerche epidemiologiche e ha studiato in modo approfondito il rapporto cibo e tumori. L'ho voluto, l'ho desiderato perché troppo si è detto e troppo si parla
parla in modo anomalo di questo rapporto, e quindi noi vediamo nella pratica quotidiana, in questo periodo in cui c'è una vaga, c'è un'ondata che punta nuovamente a ridurre, a restringere le calorie del malato oncologico, dei malati che ci arrivano già provati dal cancro, ulteriormente provati dai familiari che fanno seguire loro delle diete senza senso, prive di calorie, che peggiorano sicuramente la qualità di vita. Vedete quindi, quando dico caleidoscopio, si va dalla storia della cucina, credo così, però non vi rivelo quanti diranno gli oratori, alla storia e all'applicazione dell'agricoltura, alla situazione epidemiologica all'interno del nostro mondo moderno per quanto riguarda il problema cancro e alimentazione. Io non posso far altro che ringraziarvi ancora, invitarvi a partecipare attivamente a questa serata e in modo un po' ironico augurarvi buon appetito.